Passeggiata verso Suertesso, dedicata soprattutto agli esterslesi che non abitano più qua. Ciao a tutti! Vedete questo punto? Di fronte ho il paese, si vede benissimo il rione di Nujnueda che è a 2 passi da questa zona. Si chiama Sarco e Sagrugi, proprio questo punto esatto in cui mi trovo adesso, perché una volta qui c'era una croce. Questa bellissima zona ricca di querce, guardate come sono belle, quella laggiù scavata al suo interno. Si chiama Sarco e Sumodissi, una sorta di piccolo valico. Ce ne sono tantissimi. Quando si parla di Sarco, il primo che mi viene in mente è Sarco su Gerbo, una zona in cui io passo spessissimo, che si trova da tutt'altra parte. Dopo circa un'ora di camminata abbiamo trovato questi 3 funghetti che ci forniranno, ci regaleranno un ottimo sughetto. Forse Anastasia non è dato saperlo, ma pare che questo luogo si chiami Cucuru e Anastasi. Sterzilesi lo riconoscete? Questo è Suertesso, dove mi trovo io ora, e vi sto mostrando tutto il bosco attorno. Bello, eh? Fitto fitto, un bene naturale preziosissimo. Troviamo in Seriu e Sarpasa perché questa pianta in sardo si chiama sarpa. Mi trovo a Fontane Borcili e questi muri, questi qua, li aveva realizzati il fratello di Mario Luigi perché in questa parte di terreno loro radunavano le capre, erano proprio recintate qui. Noi abbiamo anche un piccolo video in cui si vedono. E non c'era la strada così come adesso una volta, poi la fontana è stata modificata, questa parte centrale, però noi abbiamo i ricordi di quando questo pezzetto del paese era principalmente frequentato e sfruttato, utilizzato dal babbo di Mario, il babbo di mio marito, e da altri pastori. Quindi un terreno che a noi è particolarmente caro e ci vengo spesso qui a camminare perché in estate è freschissimo. Guardate un po' questa quercia. Chissà quante generazioni di persone ha visto passare qui. Ha un tronco enorme, gigantesco. Vedete che poi si dirama regalando uno spettacolo pazzesco. Questo è il bello della nostra campagna, il bello della nostra terra.